Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. In questo nuovo video oggi vi porterò a Cima Alta, è una delle montagne che fa parte, diciamo, del gruppo del Novegno, tra l'altro costellata di trincee e costruzioni della Prima Guerra Mondiale. Vedete, c'è già un po' di neve proprio subito sopra qua. Comunque sono le 10:30 di sabato 27 aprile. Temperatura pressoché quasi invernale ancora. Prima neve qui all'altezza di Casara Vecchia. Oggi per la prima volta da quando ho visto questa nuova strada prenderò il 435, la direttissima verso il passo Campedello. Ecco, intanto qui sto risalendo il passo Campedello, saremo a quota 1250 ormai. Neve inizia a essercene una buona quantità anche nel sentiero, stupendo. È veramente scenografico il contrasto tra la natura che era già nella sua fase vegetativa iniziale e la neve a colorare di bianco tutto quanto. Veramente stupendo e non siamo ancora arrivati nella parte migliore. Ecco, questa sì che è bella, vedete. Un bel distacco di neve dall'alto. Ai piedi del Monte Giove, che è qui sopra, in prossimità del passo del Campiello, la neve è un po' più solida, infatti si cammina decisamente meglio. Mamma mia quanta neve qua, sicuramente anche residuale delle nevicate precedenti. Qui ci sarebbe un ex cimitero di guerra italiano. Se dovesse schiarire qua, cari miei, sarà la fine, perché la neve diventerebbe un tipo granita. Intanto è arrivato al passo del Campedello. Ecco qua, arrivato alla sommità del passo del Campedello. Adesso poco più avanti qua ci saranno le indicazioni per Cima Alta. Ecco, adesso dopo aver letto con grandissimo interesse le didascalie qua che raccontano un po' gli avvenimenti di questa zona durante la prima guerra mondiale, adesso proseguo, vedo appunto la postazione di Cima Alta a 15 minuti, quindi niente di impossibile da raggiungere. Vedete infatti 15 minuti, super di qua. È strada senza nessuna traccia completamente.
non è passato assolutamente nessuno ancora. Questo si chiama #ButterTraccia. Ecco, questa è la prima costruzione militare che incontro da quando ho imboccato il sentiero. Guardate che bella. Guardate qui la trincea come si dirama in 2 rami. E qui c'è la caverna che avevo detto appunto che era stata costruita. Adesso lì vedete indicazioni CAI che segnalano le postazioni di cima alta senza neanche minutaggio perché sono proprio qua sopra. Ultimo tratto di sentiero, però con veramente tanta neve, e dopo sarò arrivato. Ecco, qui sono proprio nella parte sommitale della montagna. Adesso percorrerò qualche sentiero appunto per arrivare proprio in vetta e dopo vedrò se si riuscirà a vedere qualcosa dall'alto. Ecco, qui sono proprio sulla vetta massima a 1629. Il panorama purtroppo è quello che è, però comunque regala uno scorcio qui sotto verso una parte del Monte Giove qui davanti. Comunque questo è un luogo di massimo rispetto appunto perché sto poggiando i piedi su un luogo sacro, su un teatro di combattimenti cruenti, quindi non mi sentirete come al solito fare battutine o robe così, perché questi luoghi appunto meritano il nostro più profondo rispetto. Vedete infatti le trincee che vi ho inquadrato prima, lì c'è una cavità profonda, non so se sia naturale appunto o se sia artificiale fatta dai soldati. Poi la trincea continua tutto attorno qui, vedete, poi si dirama anche là dietro. Ecco, vedete qui c'è l'altra metà delle trincee che poi prosegue giù per di là. Ecco, adesso dopo aver un attimo contemplato qui in questa zona sacra, aver guardato tutto, insomma, quasi, perché non è che mi fidi tanto con questa neve a camminare su sentieri non tracciati, comunque non già battuti. Non vorrei mai ci fosse qualche cavità nascosta in questi luoghi di guerra, di solito sono soggetti a questo rischio, che comunque una volta arrivati a cima alta, qui c'è i cartelli CAI, sono veramente dietro l'angolo qua, lì c'è un cartellone che indica di cima alta e la stessa descrizione che c'è all'inizio del sentiero, e le trincee sono tutte in questa zona e qua dietro poi non so quanto proseguiranno da quella parte, però desisterò dall'andare a vedere. Quindi adesso prendo e ritorno giù da questo sentiero. Adesso sarà bellissimo fare tutto il sentiero in discesa col dopo sci che scivola leggermente, perché alla fine non è che mi sui ramponi, e godermi proprio la discesa al massimo. Ciao Cima Alta, è stato un piacere fare la tua conoscenza e vedere il tuo monumento alla storia. Ecco, come vedete sono tornato nella conca centrale. Beh, fa un caldo che boh, non so cosa dire, anche se non c'è il sole.
Vabbè, comunque adesso arriverò fino al Novegno, dove farò pranzo su una delle panchine di legno se libera. Guardate che accumulo eolico notevole. Guardate qua, sono sceso apposta da questa scalinata per venire a vedere la quantità di neve che c'è in questo anfratto. Se si passa dal nulla, vedete fin qua, in questione di centimetri si sale a 1 metro, ci saranno 2 metri e passa di spessore eolico. Ho finalmente un panorama un po' più ampio. Ecco qua, cari miei, pausa pranzo. Purtroppo il cielo è sempre più nuvoloso, quindi mi sono fermato qui a Maiga Novegno davanti, in teoria, perché mi ricordavo che aveva dei tavolini comodi. E niente, adesso mangio rapidamente perché qua mi sa che il tempo oggi non prometterà nulla di buono e dopo ripartirò. Inizia a cadere dal Graupen. Ecco qua, sotto un rovescio di Graupen e pioggia, esco dalla zona sacra, diciamo, del Monte Novegno e mi avvio a percorrere la strada, quella che intendevo solita. Ecco, come vedete sono arrivato al bivio di stamattina. Appunto all'andata sono andato su per di qua, invece al ritorno sono disceso della strada carrabile, diciamo. E con questo ho chiuso il cerchio, se vogliamo chiamarlo così. Eccomi qua, arrivato al spasso mobile. Sono le 17:17 e dopo 22.320 passi, non male, da un po' che non facevo più di 20.000 passi. Qui è tutto e niente, spero che l'escursione insomma vi sia piaciuta. Erroneamente pensavo che le scorse fossero le ultime invernali, invece un ultimo colpo di coda dell'inverno mi ha regalato un altro paio di escursioni con la neve. Appunto qui dai 913 metri è tutto, da questa pioggerellina incessante che non molla un attimo. Ci vediamo alla prossima escursione.